Basterebbe chiudere tutta quella molteplicità di uffici che hanno solo carattere burocratico, perché il presidio ha una importanza nel territorio, ha rapporti con il cittadino, ha rapporti con l'autorità giudiziaria. Alcuni uffici burocratici che invece fanno solamente statistiche, parlo di uffici burocratici a livello regionale ma anche a livello nazionale, faccio un solo esempio, la 121-81 ha istituito 9 direzioni centrali. Ne abbiamo 19, più del doppio. Stiamo parlando dei posti funzioni che diceva prima il collega, lì ci sono i dirigenti generali, di conseguenza ci sono i dirigenti, poi ci sono i primi dirigenti, poi ci sono i direttivi, poi ci sono gli ispettori, sono migliaia di uomini che si potrebbero recuperare senza sottrarli al territorio, perché quelli che invece hanno a che fare col territorio dovrebbero rimanere lì dove sono, semmai rafforzati e potenziati, perché ce ne stanno alcuni che sono ridotti al lumicino. Ho capito. Padrone, dai, ho visto che fremevi. No, è che lei mi... Anche Federici, no? Cosa ha fatto Federici? È un ottimo generale. Ma Assolutamente. cambia, perché dopo deve venire quell'altro che così fa i 2 mesi, prende lo stipendio. E dai. Ma è vero, collega, sai di questa, i famosi generali di cartone, no? Quelli che cambiano velocemente, ma non è una bugia, non è una bugia, non è che dico, io non dico le I questori invece poveretti. questa è la legge. I questori No, poveretti. Questori cosa vuole? Guardi che ci sono alcuni... Va bene, fare un po' di parte ci sono il nostro amico. Ecco, ci sono alcuni che ancora non sono stati... Siccome abbiamo, e così entriamo anche nel merito, noi abbiamo un blocco stipendiale dal 2010, giusto? Che significa che oggi un poliziotto non può guadagnare, va bene, più di quanto guadagnava nel 2010. Oggi si vuole portare... Fino a oggi il collega dice questa cosa, mi permetto solo di fare un inciso, non c'è ancora nulla anche se si parla del 2020 addirittura. 2020. No, si parla del 2020, però non è una notizia che è trapelata, ma che non è, diciamo, scritta. Però se questo va a fondo, significa che noi per 10 anni continuiamo a guadagnare, nel 2020 guadagneremo quello che abbiamo guadagnato nel 2010, con gli aumenti che ci sono, il pane, il latte e gli alimenti primari aumenteranno da qua al 2020. Benissimo. Noi abbiamo un blocco stipendiale a quell'ora. Non solo, ma anche abbiamo un blocco funzionale, quindi un blocco nelle carriere. Allora, le dicevo che ci sono dei questori che sono questori che hanno ancora lo stipendio da primo dirigente, perché sono rientrati anche loro in questo blocco, quindi ecco perché magari è più facile per un generale dei carabinieri che per salvaguardo l'immagine dei nostri questori. Io volevo dire sugli accorpamenti che sono stati, abbiamo parlato prima anche fuori onda di questa cosa, dice bene il collega, perché sono casi veramente già successi e gravi dove c'è un posto di controllo magari di personale dei carabinieri in Borghese e tant'altri della Polizia di Stato e non si sanno queste anche cose. La Guardia di Finanza, Ed è già successo anche nel vicino Veneto qualche sparatoria di fuoco amico. Allora, il problema è il coordinamento però della sala operativa, l'accoppiamento della sala operativa, perché io sono molto settoriale, cioè non deve esistere il poliziotto che va sui treni che si chiama della polizia ferroviaria e deve esistere quello della stradale che è in strada, cioè la specificità, la nostra specialità, soldi che abbiamo speso, come si diceva prima, per addestrare, per insegnare al poliziotto, abbiamo speso dei soldi per fargli fare dei corsi. Allora questo deve essere mantenuto, però le sale operative ad esempio potrebbero essere unificate e risparmieremo 10-15 uomini da mettere sul territorio. Questa è la vera condizione, questi sono i veri tagli, non togliere persone dalla strada. Questo è vedere la macchina con la scritta polizia o carabinieri o guardia di finanza, lascia ancora pensare a chi oggi invece si vuole portare un territorio libero dove la gente può andare a delinquere, c'è i soliti noti, non sapendo che a Tolmezzo c'è ancora il commissariato, va bene, possono andare e girare tranquillamente. Ma è automatica sta cosa? È automatica sta cosa? Guardi, se lei dice a un delinquente guarda che lì non ci sono videocamere, ci sono i soldi, sono messi là,
cioè, mi pare che sia normale, no? Dove vanno a fare i furti oggi? Lo dicevamo prima, è molto più facile andare a prelevare online e rubare online che andare magari a fare la rapina Ma a in me banca. pare che la casistica sia sempre abbastanza vasta. No, perché no, guardi, le rapine, dall'acettilene- guardi, le posso dire, le rapine sono diminuite. Forse lei vede... ma vede che sai quali sono i Ma non lo reati dico. Vedi che... Però le faccio, lei sa benissimo che si preferisce andare a rubare a un banco, ma fare saltare un banco, perché il reato è minore. Cioè, questo è il problema. Siccome qua in Italia non c'è la certezza della pena, allora, sa che è meglio che vado a rubare al bancomat, lo faccio saltare, che se mi prendono mi danno il furto col danneggiamento e non mi danno la rapina magari a mano armata. E questo è il problema dell'Italia. Questo è il vero problema oggi, la sicurezza. Vediamo la Regione se ha qualche idea in proposito all'accorpamento. C'è stato questo grande disegno di accorpamento, di coordinamento, telecamere, ti ricordi, la Seganti, tutto che fine ha fatto? Quello sono dei strumenti dati agli enti locali per poter monitorare. Funzionano gli strumenti dati agli enti locali dalla... Strumenti dati quando e da chi, scusi, perché? Parliamo delle risorse che sono state date per le telecamere. Le telecamere, a Gorizia ce l'abbiamo date. e certamente è un deterrente la presenza della telecamera, che viene utilizzata solamente nel caso in cui naturalmente viene commesso un reato. Funzionano le telecamere? In alcuni casi hanno funzionato molto bene, in altri sono assolutamente inutili. Comunque costa meno un uso di una telecamera in questo caso che una alcuni fatti di pattuglia sangue ferma, sono stati ovviamente, no? decisivi, ma in altri casi, chiedo scusa interruzione, in altri casi sono assolutamente inutili anche per i software che hanno, per il fatto che dopo un breve lasso di tempo sono inutilizzabili, per esempio. Cancellati i dati. E quindi voglio privacy. capire che cosa servono videocamere così, se non per dare l'immagine alla popolazione che fa il controllo. Vabbè, in tutta Italia vengono utilizzate, non ogni settimana, ogni giorno vengono individuati persone che commettono reato grazie a queste telecamere che naturalmente nell'arco di 48 ore, cioè dopo le 48 ore, le immagini vengono cancellate proprio per privacy. Però se parliamo di carabinieri, noi abbiamo è prevista la soppressione di 17 stazioni e 7 compagnie, però alla fine penso su 24 unità 2 probabilmente saranno chiuse Friuli Venezia Giulia. Poi il consigliere di Monfalcone citava il difensore civico, giudice di pace, che alla fine senza dubbio la regione più penalizzata in tutta Italia rimane quella del Friuli Venezia Giulia. Il direttore pochi minuti fa aveva fatto una battuta sul presidente Serracchiani che ci darà una mano come vice coordinatrice nazionale, segretaria nazionale. No, Non era una battuta. No, io la prendo come battuta perché finora vedo che per quanto riguarda uffici di pace siamo più, dei giudici di pace siamo più penalizzati, per quanto riguarda parliamo di sicurezza oggi siamo più penalizzati. Devo ancora capire a che cosa serve, finora non ho capito, ma sono fiducioso, mi auguro naturalmente... Ma vuole fare un tavolo tecnico? Fare un tavolo tecnico, Adesso non facciamo battute.